Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva dalla sempre bellissima voce, la mia è molto più sgradevole. Un abbraccio a Matteo, come sempre, grande abbraccio a Matteo, alla nostra Tina che ha dei seri problemi di salute e che abbracciamo tanto augurandole ogni bene, e ai nostri 14 radioascoltatori sempre fedelissimi e che poi si interpellano, si confrontano dopo la trasmissione con grande piacere, devo dire. Abbiamo iniziato quasi un anno fa, alla fine di giugno dell'anno scorso, a trattare di un argomento che è cruciale. Apparentemente un anno fa lo era fino a un certo punto. Oggi è più capito, più sentito. La democrazia, cioè il potere che naturalmente spetta al popolo. Democratos, potere che va esercitato, va prima di tutto conosciuto ed esercitato con partecipazione, ma con responsabilità, con cognizione di causa. Senza di quello, senza responsabilità e cognizione di causa, la democrazia e partecipazione, la democrazia non è tale. Abbiamo detto nel corso delle nostre trasmissioni che la democrazia si fonda sul principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto in particolare da ultimo dalla Convenzione di Helsinki del 1975, che si fonda sull'applicazione del principio di sussidiarietà enunciato con molta chiarezza nella lettera enciclica 40° anno emanata da quel grande Papa che è stato Pio XI da Desio. Abbiamo detto che quella che oggi viene definita democrazia imperfetta è un po' al limite, cioè per certi casi non è democrazia, per altri casi può rientrare nella determinazione di democrazia, anche se non è democrazia vera e propria. Democrazia vera e propria si fonda su quei principi che andrebbero rigorosamente attuati. Si ripropone infatti anche in Italia oggi quella elaborazione teorica che fu del professor Marianini dell'Università di Firenze, divulgata dal giornalista Roberto Lucifero alla fine della guerra. Elaborazione teorica dalla quale risultava che quella italiana, così come concepita, così come attuata, più che come concepita, era in realtà partitocrazia. Partitocrazia perché di fatto i partiti andavano a occupare le istituzioni, le quali cessavano di essere e cessano di essere strumenti del potere che spetta naturalmente al popolo per diventare strumenti di una parte talora organizzata, talora anche organizzata in forme che il professor De Rita nelle sue elaborazioni sociologiche ha definito forme paramafiose. E questo è un problema ed è un dramma. Abbiamo peraltro detto anche come le teorie, il patrimonio dottrinale che si configura come autonomismo e come federalismo non sono ideologie come invece lo è il socialismo che di fatto è una religione idolatra, avendo tutti gli elementi
una religione, è una religione idolatra. Il federalismo, l'autonomismo non sono ideologie, sono metodi attuati anche dalla stessa Chiesa Cattolica che c'è da 2000 anni, l'organizzazione in parrocchie, diocesi, conferenze episcopali. Quindi è un metodo mediante il quale è possibile che si esprima al meglio il democratos, cioè il potere del popolo. È un metodo che può sostenere anche diversi tipi di regime. Ricordiamoci che nell'Unione Sovietica la Costituzione dell'Unione Sovietica era una bellissima Costituzione di tipo federale con un piccolo difetto, cioè che il perno di essa era il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Quindi veniva azzerata la possibilità di espressione di un potere del popolo, di un democratos. Qui è una modalità mediante la quale effettivamente il potere del popolo può esprimersi. Non è un'ideologia, è un metodo che è stato applicato nella vicina Svizzera e funziona perfettamente da 800 anni, è applicato molto bene nella vicina Austria, che sono territori più piccoli, però che funziona. E questo è il dato oggettivo, che dovrebbe essere la base metodica per l'Unione Europea. L'Unione Europea che oggi è un ente burocratico, concepito secondo i criteri strutturali del socialismo e che dovrebbe trasformarsi, ha la necessità di trasformarsi in una vera e propria unione dei popoli, quindi anche con una legittimazione democratica che oggi non c'è, perché oggi non c'è una diretta rappresentanza europea da parte dell'Unione Europea dei popoli che vi aderiscono. Quindi un metodo che va a rendere possibile ciò che è negli auspici, ciò che tutti dicono essere negli auspici, cioè il democratos, l'effettivo potere del popolo, quello che richiede partecipazione, responsabilità e conoscenza delle proprie responsabilità, capacità. Ora, abbiamo quindi esaminato nei mesi precedenti quella che è la crisi, tra virgolette, della democrazia, perché in effetti mai si è andati verso mai si è manifestata una decisa volontà di attuare il più possibile una democrazia, un democratos. Ci si è attenuti a forme, a metodi che appunto vengono definiti imperfetti. Quando qualcosa viene definito imperfetto, dovrebbe essere perfezionato. Si dovrebbe procedere per fare in modo che quelle imperfezioni non ci siano più. In realtà così non è avvenuto, perché il gusto del potere, e non solo il reddito che dà oggi il potere, non sono influenti, pesano e rendono difficile l'espressione di una idealità superiore. Conta molto, purtroppo, il portafoglio. E questa crisi della democrazia ha tantissime sfaccettature, per cui il nostro sarà un andare avanti finché questa radio lo accetterà, lo vorrà, finché Dio vorrà, di andare avanti nell'esame di ciò che è indice della crisi da un lato e ciò che va fatto o può essere fatto per
andare verso un'effettiva democrazia, tenendo come via, come traccia luminosa il metodo federalista autonomista, che oggi come oggi è l'unico conosciuto che possa dare un'effettiva possibilità al popolo di manifestare il suo kratos, popolo che deve organizzarsi, ripeto, secondo il principio di sussidiarietà, quello enunciato da Papa Pio XI, e cioè non faccia la struttura, l'ente, l'istituzione lo più alto ciò che può essere totalmente fatto da quella di grado più basso. Se una competenza è del comune, deve essere assolta dal comune. Deve intervenire la regione, ente superiore, quando ciò che ci sta, la questione sul tavolo, non può essere risolta dal solo comune, quando per esempio interessa più comuni. Questo con semplicità il principio enunciato da Pio XI, un principio di sussidiarietà. Crisi quindi della democrazia. In questi giorni, queste ultime settimane, abbiamo letto tutti dell'allarme dato dal cosiddetto inverno demografico, cioè dal fatto che la nostra società non fa più figli, o ne fa pochi, troppo pochi. È un problema di democrazia? Sì, è un problema di democrazia. Perché non è nemmeno pensabile che un popolo come tale possa esprimere il suo kratos, il suo potere, nel momento stesso in cui rinuncia a riprodursi, nel momento in cui interrompe la catena generazionale. Quindi è sicuramente un problema di democrazia, perché nel momento in cui si interrompe la catena generazionale non si può più parlare di popolo, di kratos, manca il popolo, manca la democrazia. E a questo punto, essendo anche un problema di democrazia, dobbiamo chiedercene le ragioni. E le ragioni, ancora una volta, in buona parte, non in toto, ma in buona parte, consistono nel tipo di concezione delle istituzioni, nel tipo di concezione della organizzazione della società. In Italia, a partire dalla metà degli anni 60, i partiti per la democrazia cristiana allora si è avviata verso l'apertura al socialismo. Ripeto, il socialismo è una religione idolatra che atea, perché prescinde da Dio, il suo Dio è l'idolo, cioè il sistema, le strutture, fondata appunto una religione fondata sulle strutture le quali sarebbero portatrici di verità, pravda in russo, non per niente, portatrici di verità in quanto sarebbero la concezione più razionale possibile in quel momento storico in favore della società, in favore del popolo. La realtà è ben diversa, è storica, cioè di fatto queste strutture sono regolate da cricche di personaggi i quali le utilizzano a loro uso e consumo e per il loro potere. La razionalità in sé da parte di una struttura non è nemmeno concepibile. Infatti, e non per nulla, la teoria socialista alla fine giunge come soluzione a una dittatura. Marx
aveva parlato come esito finale nella sua profezia, aveva parlato di dittatura del proletariato, il proletariato non c'è più, è dittatura di qualcos'altro, sarà delle tecnologie, sarà di altro, dei gruppi di potere, dei potentati tecnologici, sarà di gruppi mafiosi, quello che volete. Però la teoria, questa religione, porta comunque a come soluzione logica, Marx in questo è stato molto logico, una dittatura. Oggi viviamo in un ambito in cui la dittatura è esercitata da quei potentati sovrastatuali, che sono i cosiddetti giganti del web, i quali attraverso moduli, attraverso il digitale, ci obbligano in tutti i modi a tutti i comportamenti che sono predeterminati da loro. Non puoi avere a che fare con la tua società fornitrice di energia elettrica, di servizi telefonici, di gas, è tutto basato su sistemi, criteri, modulistiche, per cui il rapporto personale viene meno. Nel momento in cui il rapporto personale viene meno il concetto di società, viene meno il concetto di popolo. E si prospetta sotto questo profilo il più gigantesco dei totalitarismi che tende a schiavizzare l'uomo. Torniamo alla crisi demografica. Nel momento in cui si profilano, si prospettano strutture che opprimono oppure che addirittura schiavizzano, come quelle del web, quando si prospetta quello, quando viene chiusa ogni aspettativa, ogni aspirazione che vada oltre la semplice organizzazione, e venga chiusa la stessa aspirazione trascendente che è sempre stato fondamentale per l'uomo, l'aspirazione quindi a Dio, e a quel punto l'umanità cambia. L'umanità, l'intimo dell'umanità si ribella. Poco o tanto la persona capisce che intuisce che mettere al mondo qualcuno che debba essere schiavo non è cosa buona. Questo sotto un profilo così ideale, teorico. Nei fatti vediamo che oggi come oggi sta diventando un lusso abitare in casa propria, sta diventando un lusso risiedere nel territorio in cui sono nati i nostri nonni, i nostri padri, in cui noi siamo cresciuti e vissuti. Sta occupando la maggior parte del nostro tempo l'attività burocratica. Un'attività burocratica che serve assolutamente a poco o niente, un'attività burocratica che anziché essere al servizio della persona, la opprime. Quando questo si verifica, il concetto stesso di popolo si disgrega. Oggi, se pensiamo che risiedere in Italia è diventato un lusso, comunque si fa difficoltà a viverci, è la manifestazione lampante di una crisi della democrazia. Nel momento stesso in cui questo si verifica, è chiaro che la voglia di consegnare ad altri, dopo di sé, ai neonati, una situazione di questo tipo è nulla, viene meno. Le ragioni, a mio avviso, della crisi demografica, che è anche crisi democratica, sono principalmente queste. Molto semplici. Le società, le famiglie, non sono più in grado di organizzarsi autonomamente
individuando le attività, la vita che si sviluppa in comune, insieme, in aiuto reciproco. No, è predeterminata da moduli e protocolli, e quei moduli e protocolli di fredda rigidità non sono favorevoli alla vita, sono contrari alla vita. Quindi se dobbiamo parlare di democrazia, dobbiamo parlare anche di crisi demografica. Ora, chiediamoci a questo punto quale possa essere il motivo per il quale, il mezzo attraverso il quale riuscire a sorpassare una posizione, una situazione di tale gravità. Riuscire a superarlo non è certamente solo e soltanto, se quello che sto dicendo, il mio assunto è vero, non è solo e soltanto una questione economica. Tu puoi aiutare finché vuoi le famiglie sotto il profilo economico, ma nel momento stesso in cui nell'intimo di queste famiglie c'è un senso di oppressione, quindi di non libertà, che tutta la vita è complicata, che tutta la vita è difficile, la volontà di caricare su dei bambini di 1 anno, 2 anni, 3 anni problemi di questo tipo non c'è, viene meno. Occorrerebbe pensare anche a un cambiamento dei metodi, cambiamento della strutturazione della società, che non può più essere demandata a criteri strutturali, come è nella religione socialista, perché quei criteri strutturali ci hanno portato a questi esiti. Sono qui da vedere. La gente ha paura ad avere figli, se ne guarda bene. Non ci sono prospettive per il futuro. Perché non ci sono prospettive per il futuro? Non ci sono prospettive per il futuro perché sono predeterminate dalle strutture, dipendono da ciò che le strutture faranno, non dipendono dalla libertà, dall'intuizione, dall'anima delle persone. Il sistema di questo tipo annichilisce la libera creatività, annichilisce la libera iniziativa, annichilisce la possibilità di inventarsi il proprio futuro. Tronca il futuro e cerca anche di troncare l'aspirazione al trascendente, che infatti voi vedete che più che parlare di Dio si parla delle opere che vengono effettuate, dell'attività operativa nei confronti dei poveri, degli emarginati, eccetera. È chiaro che la cosa migliore sarebbe che i poveri e gli emarginati non ci fossero. Non possono essere la sostanza di un credere, non possono esserla, perché non sono consustanziali a quel credere. Però eliminare quel credere, quell'aspirazione al trascendente è un altro mezzo per ridurre la gente alla organizzazione che viene data e predeterminata dalle strutture. Rinchiuderle in una scatola. Non è democrazia, non è democratos, perché il democratos si esprime attraverso la libera iniziativa, la libera attività della gente. Quando il burocratismo blocca l'attività aziendale, non è più democrazia, è un problema di democrazia, anche per i nostri imprenditori. Io non voglio tediare oltre perché il mio tempo so che è finito. Do la linea ancora alla nostra Sveva
Abbraccio ancora tanto Matteo, Latina, tanti auguri a Tina, un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori e a Dio piacendo ci sentiremo sabato prossimo alla stessa identica ora. Buona domenica.